Ci siamo, ragazzi? Allora, Ginevra De Paulis. Presente. Matteo Meregotto. Ci sono, prof, ci sono. Non so più cosa fare con sta webcam del Non cazzo. importa, Matteo. Luca Materazzi. Presente, prof. Luca, te l'ho detto 20 volte. Non ti puoi presentare vestito così. Siamo a lezione. Che c'è che non va? Seriamente? Vabbè, prof, non è che prima venissi a scuola in giacca e cravatta, comunque. Sì, Luca. Però, da quando abbiamo cominciato le lezioni online, la cosa ti è un po' sfuggita di mano. Lei dice? Comunque, prof, diciamocelo. Lei è di un'altra generazione. Al giorno d'oggi ci si veste così. Ah sì? Alzati in piedi, Luca. Come? Cioè, perché me lo chiede? Avvaloro una mia tesi, diciamo. Su, forza. Cavolo, mi si è rotta la webcam! Matteo, penso di avere il tuo stesso identico problema. Già, mi sa che i vostri computer si sono presi un virus, giusto? Scusi, prof. Di cosa parla il tutorial di oggi? Di come vestirsi, grazie a Dio. Perché grazie a Dio. Tu sei sempre vestita bene. No, ma infatti non mi riferivo a me. Uè Giorgiana, sono Danio Tessarini e il mio motto è l'apparenza in gamba. Perché, come dico sul mio Instagram, Bauscette, la prima impressione is everything. Colloquio di lavoro, vestitevi bene, no? Aperitivo in Corso Como, vestitevi bene. Volontariato alla mensa dei poveri, vestitevi bene, no? L'abito non fa il monaco, fa l'uomo di successo, te capì? Ascolta bene, Luca, stavolta hai davvero tanto da imparare. Sarà. Il tempo è denaro, perciò cominciamo subito. La fashion tip number one su come vestirsi bene è vestitevi. Sì, ma fino in fondo. Lo so che con la scusa delle lezioni online state facendo un po' i pirletti, ma mettetevi anche i pantaloni, mica si può essere presentabili a metà. Ginevra, puoi scusarmi un attimo? Lo sapevo, quanto lo sapevo. Ho fatto una pausa per permettervi di infilarvi i pantaloni. Now, fashion tip number 2. So che molti di voi vorrebbero vivere in un perenne casual Friday, ma per l'esame scegliete con cura i vestiti. Niente felpe di 3 taglie più larghe, niente vita bassa, niente gruppo metal sulla maglietta. Siate sobri. E mi raccomando, colori abbinati per essere schillati. Always. Finalmente! Quando te lo dico io mi prendi sempre in giro. Ma tipo questo va bene? Sì, stai benissimo. Fashion tip number 3. Accessori. Si vince con il dettaglio. L'orologio da polso fa sempre chic. Gli orecchini per le ragazze vanno bene, ma non se li scendono fino al ginocchio. E vi prego, le scarpe. Voi direte, ma le scarpe non le vede nessuno. Mistake! Nascondete nell'armadio le vostre scarpe da skater, da stopper, da skipper e mettetevi le scarpe in dita unita. Che bravo! Che simpatico! Mi piace un sacco. Io non ce l'ho l'orologio da polso, cosa faccio? Attacco una cinghia al cellulare? Infine ragazzi, fashion tip number 4. Cura e pulizia. Always. Curate il vostro corpo e il vostro abito. Stirate i vostri vestiti e attenti alle macchie. So che alcuni di voi non l'hanno mai fatto nella loro vita, ma pettinatevi. E meglio una borsa sotto il braccio che sotto gli occhi, non è vero, signorine? Direi che può bastare. Il vostro Danio Tessarini vi saluta. E ora seguitemi. Ma non qui, su Instagram. Allora, hai capito? Hai preso appunti, guarda che queste sono cose importantissime. Sì, lo so. Soprattutto per te. Guarda che non è una bella cosa da dire questa. Cioè, ok, sì, quel tizio avrà anche ragione su un sacco di cose, però non è proprio da prendere alla lettera. Cioè, io quando vado a fare l'esame voglio essere io. A te in fondo sto simpatico così anche quando mi vesto
come mi vesto. Sì. E tu mi stai simpatica così come sei, precisa ed impeccabile. Quindi, sì, io seguirò anche i suoi consigli, ma farò a modo mio. Non so se mi spiego. Sì. Ti spieghi sì. Vabbè, io vado a ripassare. Non troppo. Ciao Ginevra. Sì. Ciao. Maturitorial per oggi finisce qui. Ma hai sentito? Uè, Giargiana, con l'icona di stile vai sul sicuro. Vestiti bene e sarai maturo. Camicia stirata, vestiti puliti dalla commissione saranno graditi. Con Maturitorial diventi un modello, ma non ti scordare che sarai più bello se indosserai pure i pantaloni